Ora, se non lo sapete, e adesso cambio un attimo argomento perché ho paura, non vorrei non farvi dormire stanotte, vorrei cambiare argomento. Sapete che l'Europa sta procedendo a sanzionare l'Italia per la mancata tutela della salute. Stiamo parlando di Napoli e stiamo parlando delle immondizie. Non si parla di morti, si parla di mancanza di tutela della salute, di prevenzione. E la prevenzione è quello che ha citato Elena Gobbi in merito al Regio Decreto. È la prevenzione. E vabbè, ma se stiamo a guardare tutto il progresso, lo sviluppo, i posti di lavoro, e chi se ne frega della salute, scusate, sono più importanti i posti di lavoro. Ovvero, diciamola meglio, io sono uscito prima un attimo in corridoio e ho citato una situazione per la quale poi ho detto normalmente gli uomini sono considerati per i loro attributi. Li vogliamo tirare fuori questi attributi? Gli vogliamo battere i pugni quando sono da battere? Non la carta bollata, i pugni, perché ci sono delle necessità che bisogna battere i pugni. I medici, qui questa sera ci sono medici? Voi dovreste contattare personalmente i vostri medici, il medico condotto, ed interessarlo di questo problema. Ognuno di voi, il proprio medico condotto, perché stiamo parlando della vostra salute. Questo è il punto. E non pensiate che stia drammatizzando, sto semplicemente dicendo la pura e semplice verità. E come si può fare? Perché la magistratura non si muove? Perché la regione non si muove? Sapete, quando c'è un problema e voi dite va bene, dai, passerà, tutti fanno quello che vogliono. Se voi fate valere e alzate la voce, vi ascoltano. Quindi se voi state uniti al sindaco e al comitato, ecco che si forma quella massa che allora quando succede il problema non possono non ascoltarvi. Non vi hanno ascoltato semplicemente perché non sanno neanche dov'è Moimacco. Forse sanno chi è Valduca. O chi era, pardon. La famiglia c'è ancora. Oh, pardon, chiedo scusa, non volevo offendere nessuno. Diciamo che l'impianto sappiamo di chi è. Io ho avuto degli scontri con il fu Valduga negli anni passati, facendo valere la vostra voce, e ci sono 1000 modi per farlo, ci sono 1000 modi per farlo, ma con l'azione del gruppo, perché singolarmente ognuno perde solo tempo. Non sono stato presentato, io sono presidente di un'associazione che si chiama Cordicom, è un acronimo, una sigla che sta per Coordinamento dei Comitati del Friuli Venezia Giulia per l'ambiente e la qualità della vita. Abbiamo 45 comitati in regione su 45 problemi e li stiamo portando avanti, alcuni, quasi tutti ancora. Ci sono ancora problemi per esempio sulla carne con gli elettrodotti, oppure a Udine Re di Puglia sugli elettrodotti, però per esempio da Re di Puglia al confine di Stato l'abbiamo spuntata, e come se l'abbiamo spuntata, in altre situazioni e come se l'abbiamo spuntata, ma con la forza del gruppo, stando uniti all'amministrazione comunale, se l'amministrazione comunale risponde,
fregandosi dell'amministrazione comunale se l'amministrazione comunale non risponde. Io non ho detto che il sindaco se ne stia fregando, sto parlando in generale. In primis c'è il sindaco, affiancato dal comitato. È molto importante che il sindaco abbia comunicato al comitato e abbia dato tutte le carte, perché è così che si opera. Se Cividale non lo ha fatto o non lo vuol fare, potrebbe anche trovarsi a venire a rispondere di quello che ha fatto, o di quello soprattutto che non ha fatto. Io avrei anche altre cose da dire, però siccome sono l'ultimo e siccome spero solo di avervi svegliato dal vostro momentino torpore, vorrei chiedere al signor Franzil che lei ha citato l'inertizzazione come alla ZIU, l'inertizzazione delle scorie. Lei l'ha citato come un fatto positivo. Ah, ecco, scusi, allora chiedo bene, ho capito fischi e piaschi. Allora cancello la domanda. Nessuno muove un dito per risolvere il problema. Per forza. Nessuno sa dov'è il Moimacco. La gente non dice nulla. Sì, vabbè, c'è quel sindaco che ha mandato quel pezzo di carta, ma chi se ne frega, ha mandato un pezzo di carta. Ma se quel pezzo di carta è accompagnato dalla gente, è accompagnato da azioni, non dico eclatanti, ma non basta tanto, basta così poco, e l'abbiamo già fatto. Con 15 trattori, un calesse, un po' di biciclette, pioveva come Dio la mandava, ci siamo messi a camminare a passo d'uomo sulla statale, 1 chilometro. Abbiamo invertito la rotta, siamo tornati indietro, a passo d'uomo con i trattori, con le persone, non camminando in bicicletta, con i calessi. Abbiamo bloccato il traffico da Udine a Palmanova. È andata avanti per un paio di ore. È venuto fuori l'ira di Dio. Abbiamo bloccato l'arteria. Dobbiamo arrivare a questi livelli, signori. Ovviamente chiedendo tutte le autorizzazioni prima, tutto quanto, eravamo scortati dalla polizia, dai carabinieri, era tutto organizzato, cioè erano state chieste tutte le autorizzazioni, per l'amor di Dio, assolutamente, perché non si possono fare cose diverse. Però è stato portato alla ribalta un problema, una discarica a Trevignano Udinese, nata per 450.000 metri cubi, all'improvviso si è scoperto che sono state concesse altre 450.000 metri cubi, quindi 900, e poi all'improvviso hanno chiesto altri 900.000 metri cubi, quasi 2 milioni di metri cubi partendo da 400. Allora c'è un cavolate, è venuto fuori l'ira di Dio. Partendo da bisogna farlo, siamo arrivati bisogna chiuderlo. Perché? Perché non era solo le amministrazioni comunali, c'era anche la gente che batteva. Perché va benissimo quello che ha detto il sindaco, la storia, la cronistoria, abbiamo fatto, non abbiamo fatto, faremo, non faremo. Ma voi siete nutriti a pane e a nanoparticelle, a nanopolveri. 8 minuti.